Sergio Nuvoli, nuovo presidente del Corecom, una presidenza arrivata in prossimità delle elezioni nazionali del 25 settembre e dunque insomma una bella sfida, no, per iniziare. L'urgenza è quella di monitorare il rispetto della par condicio da parte del sistema radiotelevisivo. L'invito che ho rivolto e rivolgo ai colleghi e alle colleghe dell'informazione è quello di garantire a tutte le forze politiche in campo uno spazio adeguato, perché io ritengo che i diritti delle persone e delle comunità si costruiscano anche garantendo l'accesso uguale alle fonti di informazione a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. Cosa avete in programma adesso, nell'immediato? Nell'immediato continueremo il percorso cominciato, soprattutto nell'ultimo anno, con il sostegno convinto al master dell'Università di Sassari sulla Media Education e sullo stesso tema ad un gruppo di scuole che in tutta la Sardegna porta avanti un progetto che ha da un lato la proclamazione o comunque la costruzione di un disegno di legge in Consiglio regionale che è già stato illustrato al Presidente Pais e dall'altra un ciclo di incontri nelle scuole sullo stesso tema. Noi riteniamo che l'argomento, il tema dell'uso consapevole dei media sia un tema oggi non più eludibile, soprattutto perché è un terreno di incontro tra generazioni diverse, perché i più giovani hanno certamente una competenza tecnica che noi adulti possiamo non avere, ma noi adulti possiamo fornire loro maggiore consapevolezza sull'utilizzo più tecnico, più concreto di questi strumenti che devono essere utilizzati nel miglior modo possibile.